Sicilia, e quindi siamo in diretta su diversi canali in streaming su Facebook. Motivo d'orgoglio, è certamente la manifestazione più longeva. Alla padrona di casa, il sindaco di Alcamo Domenico Surdi, proprio partendo dal fatto che 37 anni sono sicuramente la padrona di casa. Assolutamente sì, grazie. Intanto io un saluto a tutti voi, un ringraziamento come sempre a chi si spende qua, vedo accanto a noi tutto lo staff della DERCOM e tutti coloro i quali da 37 anni credono in questo torneo. Noi chiaramente ci limitiamo a sostenerlo, ma lo facciamo sapendo che i nostri bimbi, i ragazzi anzi, sono in ottime mani. Sappiamo bene che lo sport, oltre a essere un gioco, è qualcosa che di più ha un impatto sociale, un impatto nelle nostre famiglie fondamentale. Poi, come ricordavi tu, 37 anni, io ricordo tantissimi amici, compagni che da piccoli hanno iniziato, hanno giocato alla scuola calcio e poi hanno avuto dei successi enormi, e qualcuno ancora anche in ruoli diversi continua ad averceli dall'Alcamese. Per noi ricordo Giuseppe soprattutto tra gli altri, ma tanti altri che sono passati dalla scuola calcio. Quindi questo è un torneo che a Natale, nel periodo natalizio, non può mancare. Per noi è sempre un piacere essere qui e poi accompagnarvi nel corso delle giornate. Di solito passa il capello, ma questi giovani calciatori non si faranno assolutamente fermare da un po' di vento, un po' di acqua, vero? Sì! Benissimo, grazie a tutti, auguri a tutti. Quest'anno ha anticipato poche cose, perché solitamente abbiamo preso neve, grandine e freddo alla sfilata del 2 gennaio, questa volta è arrivato un po' in anticipo. Anche uno saluto da parte dell'assessore allo sport del Comune di Alcamo, Gaspare Berenati, che è stato uno sportivo, quindi è particolarmente vicino a tutte le attività sportive. Salve a tutti. Io scusa di utilizzare il passato è sempre un colpo al cuore. No? Sei lo sportivo, sarò per sempre uno sportivo, anche da anziano. No, volevo ringraziare tutti i ragazzi e soprattutto la scuola calcio di Alcamo, perché come ricordavo con un'intervista, questo torneo negli anni continua ad essere ad Alcamo nonostante le difficoltà che sono emerse negli anni, perché chi non si ricorda, cioè chi è più grande come noi, si ricorda che in passato il torneo Costa Italia era anche un'occasione per ospitare le squadre ospiti che si ospitavano proprio a casa dei ragazzini, ognuno ospitava uno di quei ragazzini delle squadre ospiti. Adesso è difficile per ovvie ragioni di tutto questo e quindi i costi della manifestazione sono sempre aumentati, quindi chi si spende per organizzare dopo tutti questi anni ancora questo torneo va sicuramente ringraziato. Io volevo dare pure una notizia, che l'ho anticipato poco fa alla conferenza stampa, ma nell'intervista fatta poco fa, ma credo che le persone a cui interessa più questa notizia siano i ragazzi. Il giorno 7 gennaio finalmente inizieranno i lavori di riqualificazione dello stadio Ciruffo. Ieri abbiamo comunicato le cantiere alla quinta, dei lavori che sono previsti in 242 giorni, se non ricordo male, con consegna prevista il 18 agosto. Quindi se tutto va come deve andare, la nuova stagione inizierà con il Ciruffo nuovamente disponibile. Quanto accaduto nel Costa Gaia, anche con questa novità di ospitare i ragazzini nelle case, nelle famiglie degli avversari, che poi avversari non sono, ma sono compagni di torneo. Buonasera a tutti. Io porto
Piccole testimonianze. Ho avuto la possibilità nel recente passato, prima del Covid, di viaggiare assieme all'Alca in tornei, a farlo di Maiorca e ad altri quando precedeva qualcuno. Quando arrivava l'Alca, le cose si arrivassero alla Juventus. C'era un'accoglienza, interesse, per dire il prestigio che questa scuola calcio negli anni ha raggiunto. 37 edizioni, non sono poche, 37 edizioni, e voglio raccontare un aneddoto. C'è qua un personaggio, il presidente del Consiglio Comunale, Sergio Pessani, che per decenni era la guida spirituale delle squadre di Serie A che venivano. Per esempio arrivava la Juventus, la sua a disposizione per 10 giorni con la Juventus era appena vinta, poi era definitiva. Ora il torneo si è un po' ridotto con il perso della sua qualità né la sua importanza. Speriamo che nei prossimi anni si possano di nuovo invitare le squadre di Serie A che ricordo vogliono votato due volte, si sapremo da puntare all'altro. Si tratta di costi di circa 10.000 euro che in questo periodo sono trasferiti. Sono convinto che grazie all'appoggio del Comune e con tante altre iniziative si possa tornare all'antica. Intanto godiamoci la 37ª edizione. Grazie. Quello del comunicato bisogna ricordare quello della Conad, che già da 13 anni consegna uno splendido trofeo, la Conad Cup, oltre a garantire un sostegno economico agli organizzatori. Da questo torneo così, diceva il sindaco, alcuni alcamesi che hanno raggiunto ruoli importanti, Scurto che ha giocato in Champions League, adesso allenatore della primavera del Lecce e alcamese, ha fatto il torneo, Mulè nel Pescara in Serie C, alcamese ha fatto il torneo, Pirello nel Gubbio, sempre in Serie C, Alessi nel Milan Futuro in Serie C, una delle grandi promesse della squadra rossonera, ma ce ne sono tanti altri. E tutte queste grandi squadre, come diceva Peppe Mariscati, venivano accompagnate da Saverio Messana, che adesso è presidente del Consiglio Comunale. Un saluto, Saverio. Sì, grazie, buonasera a tutti. Sì, io veramente ho vissuto quasi, penso, tutti i 37 anni del torneo e lo facevo con piacere perché noi siamo una famiglia di sportivi, come tu sai. Mia moglie ha giocato pure a calcio, perciò giustamente i figli hanno fatto sport importante. Filippo ha giocato a calcio, Vincenzo ha fatto la regione in calcio, perciò abbiamo seguito questo torneo sin dal primo anno. Noi abbiamo bellissimi ricordi di questo torneo, ma penso che con Valerio, che sono la mente storica delle persone che lavorano ogni giorno, veramente ogni giorno per voi ragazzi, che è importante lo sport. Oltre, come si diceva, i campioni, ma formano anche nella vita. E qua siete veramente in un posto bellissimo, meraviglioso, dove lo sport aiuta a crescere, aiuta a non farli deviare, aiuta, perché io spesso mi ricordo una cosa, Pietro, che sabato sera intorno alle 22 chiamavo Faccio a casa mia se Filippo era a casa, se Filippo non era a casa la domenica non giocava, perciò lui alle 10:15 era a casa, rispondeva al mister sono andato a letto e giustamente andava a giocare. Ecco, questo significa praticamente le regole che si danno nello sport, ma si danno anche nella vita. Perciò vi auguro un bellissimo torneo a tutti e speriamo che nei prossimi anni possa ancora crescere ancora di più per come era nei fasti negli anni più importanti del torneo. Auguri e buon Natale a tutti voi, grazie. Anche quest'anno la 37ª edizione prevede un'anteprima con alcune squadre, quelle dei più piccole, e poi il torneo più importante vede proprio dal 3 al 6 gennaio. Proprio per questo volevo chiamare in causa Davide Cicero di questa associazione Tornei Giovanili Sicilia, che da quest'anno ha deciso di sposare anche il torneo Sagara. Sì, buonasera a tutti. Io ovviamente ho 33 anni, quindi quando è stata fatta la prima edizione di questo torneo non ero nemmeno in fase di progettazione. Però quando i amici della Lega ci hanno coinvolti, siamo stati felici insieme a Francesco Casicci di imbarcarci in questa avventura, perché si tratta del torneo più longevo di tutta la Sicilia, non solo, perché per trovare un torneo che abbia almeno 37 edizioni
all'attivo bisogna arrivare fino a Roma. Quindi anche voi, che siete dei giovanissimi atleti, speriamo che tra di voi ci siano anche dei possibili calciatori promettenti di futuro, sappiate che quando dal 4 al 6 di gennaio scenderete in campo, farete parte di un piccolo tassello di questa storia, contribuirete a rendere sempre più importante questo torneo con la sua 37esima edizione e voi ne farete parte. Al di là di qualunque risultato otterrete in campo, dovete essere orgogliosi di far parte di questo torneo che è il torneo più antico della Sicilia. Tra l'altro poco fa l'assessore vi ha dato una bella notizia, un bellissimo vocale, cioè avete capito che dall'anno prossimo giocherete nuovamente sul campo in erba sintetica nella vostra arca, cioè facciamo un po' di casino ragazzi. Ne beneficeremo tutti quanti, anche noi organizzatori di questa bellissima manifestazione che stiamo cercando di riportare con le tante difficoltà e con i tanti cambiamenti che sono venuti negli ultimi anni e fasti di un tempo. Purtroppo, o per fortuna, dal punto di vista, negli ultimi anni tante cose sono cambiate, è cambiato l'approccio dei genitori nel partecipare a una manifestazione, prima c'era la possibilità di accogliere nelle famiglie gli atleti, adesso ovviamente per tanti motivi non è più possibile, prima la federazione aveva delle maglie molto larghe, consentiva a tutti gli organizzatori di poter serenamente pensare solo all'aspetto tecnico della manifestazione. Negli ultimi anni, anche in questo caso, come giusto che sia, sono stati messi tanti paletti a livello regolamentare che però vanno anche a tutelare la vostra incolumità, la vostra sicurezza, e fanno sì che quando andate a confrontare nei vari campi della provincia di Trapani, non solo, vi andate a confrontare in strutture decorose, vi andate a confrontare con un rispetto del regolamento che viene uniformato su tutti i tornei di livello nazionale. Quest'anno avremo 1560 squadre, sono 40 le società che hanno deciso di iscriversi a questo torneo. C'è, grazie ai buonissimi rapporti dei dirigenti della REF con la società, grazie al Giovanni di Rotondo, Reggio di Foggia, anche l'opportunità per poi di confrontarci con squadre che provengono non solo dal territorio limitrofo ma anche da tante altre province siciliane. E vi devo dire appunto che siamo veramente felici di poter dare il nostro contributo come Regione di Sicilia a questa manifestazione. Noi da 10 anni organizziamo il villaggio giovanile non solo in Sicilia ma in poi tutto il sud Italia. Lo scorso anno alcuni ragazzi che nella vostra società hanno avuto l'opportunità di venire al nostro Sicily Football Cup a Pasqua, in provincia di Messina, siete venuti a Soverato, in provincia di Catanzaro, siete venuti anche voi stessi a Ragusa nel nostro trofeo dei play, quindi abbiamo la possibilità di arricchire il nostro palinsesto con questo che è un torneo veramente importante e daremo il massimo insieme a Valerio, insieme a Gaetano e insieme a Ignazio per far sì che vi divertiate voi e tutti i 2000 atleti che prenderanno parte al torneo. Salutiamo il sindaco visto che rappresenti veramente la storia del torneo e sai le grandi difficoltà che ci sono anno dopo anno per realizzare ogni edizione. Buonasera a tutti. Intanto io volevo far parte anche degli allenatori nostri che abbiamo, le famiglie che ci seguono giornalmente, tutte le difficoltà che abbiamo. Quindi da Belladonna, Midone, da Bernardo, Moro Monaco, Riccardo Chico, sono delle persone chiaramente che sono veramente eccezionali nell'educare i bambini. Noi quest'anno abbiamo fatto una scelta, abbiamo tagliato le parti delle categorie grandi per ripartire dai piccoli, proprio perché la parte più bella, la parte più importante dal punto di vista educativo. Quindi un grazie di cuore alle famiglie e un grazie di cuore ai nostri istruttori che ogni giorno stanno guidando i bambini. E inoltre ringrazio chiaramente l'amministrazione comunale, il sindaco Domenico Turti, l'assessore Conforti, il presidente del consiglio, quindi del consiglio comunale, la giunta. E quest'anno abbiamo fatto anche un'altra iniziativa, cioè per fare crescere questo torneo abbiamo coinvolto l'amico Davide Ciccio e Francesco Casicci con Torneo Sicilia per di creare una situazione diversa da come facevamo prima, per evitare il fase di cuore.
Oggi si parla che ci sono squadre nuove in Alberto, siamo in Valdigia, a Trapani, quindi stiamo rivalutando il torneo dal punto di vista per venire squadre da Alberto. Quindi io mi auguro che tutto vada bene, come sempre, molto saluto a tutti per questa presentazione. Grazie. Così è vivo, c'è, è